Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre. Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Per arrivare fino in fondo servirà sicuramente lavorare duro come stiamo facendo da inizio anno. Seguire zio CSI del mister e avere lo spirito di sacrificio CSI a contraddistinti fin dall'inizio. Sarà dura, ma se proveremo fino alla fine, abbiamo grande fiducia in noi stessi. Analogie con la squadra che ha vinto el ultimo scudetto? Sicuramente il gruppo che funziona benissimo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, lavoriamo ogni giorno al massimo e questo sia contraddistinto anche nella stagione dello scudetto. Sono poi alcune differenze, ma la cosa che si unisce e lo spirito di squadra che si è formato e che dobbiamo continuare ad avere. Cosa ha portato di nuovo e di diverso Conte? Il mister ha imposto un po' il suo modo di vedere le cose, di lavorare, è stato sempre molto rigido in allenamento sin dal primo giorno. I ragazzi si allenano tantissimo dal punto di vista fisico. Se alleniamo tanto ogni giorno della settimana. E anche dal punto di vista mentale il mister si fa dare il 100%. Dobbiamo essere sempre al top tutti, sia dal punto di vista fisico che mentale, altrimenti non è contento. Zio sta portando grandi risultati, quindi dobbiamo continuare a seguirlo, se sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a sterla in alto. Il punto di svolta è da ricercare nella sconfitta di Verona alla prima giornata? Sì, è stata sicuramente uno shock. Non ce le aspettavamo, eravamo carichi e pronti per disputare al meglio il campionato. È stata la partita in cui il mister veramente si è arrabbiato di più, se è rimasto più male. Da quel momento li abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e abbiamo cominciato a ottenere risultati. È stata una sconfitta che ha bruciato, ma se è servita da lezione. Cosa rappresenta Napoli per me? È una seconda casa, sono qui da tanti anni. È una città che ti accoglie alla grande, vive di calcio. Se le cose vanno bene è un gran piacere ster qua e giocare per questa maglia. Tutta la città e i tifosi ti fanno sentire il calore, la voglia di partecipare. Poi come città è grande, se sono tantissimi posti da visitare, è buono il cibo. Mi trovo molto bene qui. Solo Donnarumma è superiore a Metragli italiani? Non mi piace paragonarmi ad altri e dire che è più o meno forte. Sicuramente siamo un bel gruppo di portieri, oltre a me sono Vicario, Di Gregorio, Carnesecchi che stanno facendo grandi cose. Questo è un motivo che si spinge a migliorarsi, vogliamo rimanere sempre nel giro della nazionale. Da Spalletti a Conte, come è cambiato il mio modo di interpretare il ruolo? Conte mi chiede di star più alto, vicino alla squadra, e di scivolare di più con la difesa rispetto agli anni con Spalletti. Dall'altro lato con Spalletti mi veniva richiesto di più di giocare da dietro, di trovare qualche linea di passaggio in più nella costruzione dal basso. Oltre a questo non si sono grandi differenze nel lavoro da svolgere in partita. Cerco di far sempre ciò che mi chiedono i mister. Il gol che non avrei voluto prendere quest'anno? I due a Roma, arrivati tutti e due negli ultimi minuti e in partite che stavamo vincendo. Perdere 4 punti tra Roma e Lazio non si ha fatto piacere. La parata più importante? Non saprei dirlo. Mi viene in mente che a Cagliari e a Genova ho compiuto diversi interventi che hanno aiutato a portare a casa i 3 punti, ma non ricordo una parata in particolare. Io come Zoff? Essere accostato a lui è un onore, ha fatto la storia del ruolo del portiere, è un esempio. Se accomuna essere friulani, siamo gente di poche però ulce se piace farlo sul campo. Mi ritrovo in questa caratteristica. Ho sempre voluto fare il portiere, Buffon era il mio idolo ed un riferimento per tutti. La mia prima maglia è stata sua, fin da subito e le ho voluto far. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Pensi ce lo terremo per il titolo? O no? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!